Questa cosa ci è stata presentata dal titolare, il dottor Poli, che ha preso accordi con l'ente di competenza e ci ha avvisato che ci sarebbe stato in settembre questo tirocinio, una cosa nuova, un'esperienza nuova per noi, e non sapevamo chi arrivava, non conoscevamo nulla di questo tipo di percorso. Siamo state contattate dai responsabili, ci hanno spiegato, hanno fatto un sopralluogo e sono venuti a presentarci le due ragazze che si sarebbero dovute inserire nel nostro hotel. È stato bello vedere che sono venute comunque anche con la famiglia, quindi già da subito insomma si è capito che c'era un po' un lavoro di equipe, una presenza vicino a queste ragazze. La mansione alla quale loro sono state assegnate era stata inizialmente individuata dall'ente. Quando poi le ragazze sono venute, le abbiamo viste e noi, conoscendo bene il nostro albergo, il nostro ambiente, abbiamo modificato quello che era stato previsto l'inserimento, perché abbiamo cercato dei posti dove loro potessero svolgere il loro lavoro con serenità, e abbiamo quindi trovato due soluzioni comunque interessanti. Una ragazza è stata inserita in lavanderia, mentre per un'altra ragazza si è inserita con i ragazzi della sala. Siamo stati così contenti che per noi poterla continuare ad avere sarebbe stata una bella cosa. Quindi diciamo che non è un ambiente chiuso e forse questo favorisce il buon esito di questi progetti. È stata la prima volta un rapporto soprattutto così intenso. Mi sono trovata molto bene perché ho dialogato con persone sensibili, proprio interessate a far sì che il progetto andasse bene. C'è stata molta collaborazione e molto interesse. È stata un'esperienza che ci ha arricchito. È bello aver visto la reazione dei nostri colleghi, ha dimostrato una capacità di inclusione maggiore rispetto a quello che avevo immaginato, e quindi è stato veramente positivo. La sinergia forse che si è creata, e infatti anch'io sono stata piacevolmente sorpresa sia dalle ragazze ma soprattutto dai colleghi che si sono proprio prodigati perché tutto andasse bene.